Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la puntata pasquale che anche oggi vi accompagna a partire dalle 19:30, saremo in replica tra l'altro anche dopo le 23 ed in replica anche nella festività del lunedì dell'Angelo, ovvero domani mattina a partire dalle 8:30. Messe da parte le scuole calcio e adesso viviamo insieme quelle che sono le magie di due grandi campioni, Beckenbauer e Fabio Cannavaro. Franz Beckenbauer, il Kaiser. Nato a Monaco di Baviera l'11 settembre 1945. Fabio Cannavaro, il Muro di Berlino. Nato a Napoli il 13 settembre 1973. Franz Beckenbauer ha totalizzato 18 presenze e 5 gol nella Coppa del Mondo FIFA. Debuttò in Inghilterra nel 1966. Aveva 21 anni e giocava a centrocampo. La Germania arrivò in finale, ma fu battuta dalla squadra di casa per 4-2. Nel 1970 era una delle stelle della Germania che si piazzò terza. 4 anni dopo, come capitano della Germania, condusse la sua nazione alla seconda vittoria di Coppa del Mondo FIFA. Quell'anno giocò in tutti i ruoli. Fu il primo difensore a vincere il titolo di giocatore europeo dell'anno. Vinse un'altra Coppa del Mondo nel 1990. Ma questa volta come manager. Nel 2006 andò molto vicino alla leggenda. Come direttore era la mente e l'anima dell'organizzazione tedesca della Coppa del Mondo, mettendosi personalmente in gioco. Il sogno di vincere la Coppa del Mondo anche come direttore tecnico comunque si frantumò nella semifinale contro l'Italia, come già era successo nel 1970. Fabio Cannavaro ha guidato la difesa italiana in 3 Coppe del Mondo FIFA, per un totale di 15 apparizioni mondiali. Il suo debutto fu in Francia nel 1998, quando giocò 4 partite prima che l'Italia fosse eliminata ai quarti di finale. Nel 2002 fu uno degli sfortunati che uscirono agli ottavi di finale del campionato del mondo di Corea e Giappone. La vendetta arrivò 4 anni dopo, in Germania. Cannavaro ebbe l'onore di capitanare l'Italia nella sua campagna vincente. Sollevò la Coppa del Mondo FIFA nel giorno in cui raggiunse 100 presenze in nazionale, un evento che lo vide premiato calciatore europeo dell'anno. Beckenbauer e Cannavaro. 2 diversi approcci alla guida carismatica. Franz Beckenbauer era il simbolo del calcio tedesco, un leader naturale per molte generazioni di campioni. Classe ed eleganza combinate con talento naturale. Lui dettava le regole in campo. E non a caso il suo soprannome era il Kaiser. Fabio Cannavaro è tutta personalità. Forza fisica, con un sorriso. Ha condotto la retroguardia, fascia gialla sul braccio. Un simbolo visibile della sua autorità. Accanto a lui gli altri difensori tengono duro. La porta di Buffon è sigillata. Beckenbauer divenne un difensore. Cannavaro nacque in questo ruolo. Metodi diversi, stesso risultato. Franz Beckenbauer iniziò a centrocampo e giocando in quella posizione segnò 4 gol nel 1966. Fra i portieri che sconfisse troviamo anche il grande Yashin. Poi si trasformò giocatore a tutto campo. Tempismo e risolutezza quando marcano a uomo. Eleganti nel sistemare le cose e decisivi in attacco, dove conta molto la loro prestanza fisica. Non solo marcature, ma anche passaggi, sempre di destro. Fabio Cannavaro è da sempre un difensore. Un moderno difensore centrale.
Un marcatore convincente che lotta con l'attaccante avversario. È imbattibile sulle palle alte. La sua marcatura in scivolata lascia l'erba bruciata. Il dono di riuscire a guidare l'intera squadra. Pericoloso se pressa, soprattutto in punizione. Nel DNA di campioni come il Kaiser e Muro di Berlino, il coraggio non manca mai. Città del Messico, 17 giugno 1970. Italia contro Germania. I vincitori vanno in finale. Beckenbauer cade male. Si sloga la spalla. La ferita non toglie niente alla sua naturale eleganza. È più forte del dolore. Dortmund, 4 luglio 2006. E di nuovo Italia contro Germania. E di nuovo i vincitori si giocano un posto per la finale. Fabio Cannavaro non teme nulla. I tedeschi non mollano, anche se è rimasto soltanto un minuto. È la Germania la terra che li vede assurgere entrambi in cima al mondo. Beckenbauer nel 1974 e Cannavaro 32 anni dopo. 7 luglio 1974, Monaco di Baviera, la sua città. Gli occhi del mondo sono sul Kaiser. Inizia il testa a testa con Johan Cruyff. Kaiser è la perfezione. Tutti i suoi campionati del mondo FIFA sono stati perfetti. Lui è il primo a sollevare la nuova Coppa d'Oro. (9 luglio 2006). Italia contro Francia. Si scontrano in finale. Fabio Cannavaro gioca meglio che mai. Ondate di attacchi francesi si smorzano davanti a lui. Berlino per una notte è italiana. Un grande sorriso, tenendo in mano la Coppa del Mondo FIFA.